I piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Siegel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo, che vi aspetta con lo staff di Radio Padania al pranzo di sabato 9 maggio al ristorante La Darsena di Vigevano, Pavia, via Lungo Ticino Lido numero 60. Prenotate, gente, chiamate 339 63 95 685 339 63 95 685. Va ora in onda Umanitaria Padana. Sei in diretta, Sara? Buongiorno a tutti, un caro saluto ai nostri ascoltatori. Questa è l'Umanitaria Padanolus, nel suo spazio settimanale del giovedì con tutti voi qui sulla nostra grande Radio Padania Libera. Oggi, come di consueto, l'appuntamento di questo giovedì del mese sarà con il quinto giovedì del mese sarà col dottor Pietro Veglio, a cui io fra poco darò la linea, che intanto però saluto. Ciao Pietro, sei già con noi in linea? Ciao Sara. Sì, dunque, buongiorno a tutti. Adesso appena Sara riesce a riprendere, la signora Sara Fumigali riesce a riprendere la linea, vi dice quello che voleva dire, che io vi anticipo, e cioè che noi abbiamo in mente di fare qualche cosa, portare aiuti alle popolazioni nel Nepal, e ricordatevi il 5 per 1000 per l'umanitaria, perché abbiamo bisogno di questi soldi per portare avanti le operazioni umanitarie che abbiamo in corso. Nel frattempo vi volevo concludere il discorso che avevo cominciato la volta scorsa sugli OGM, cioè sugli organismi geneticamente modificati. Partivo da un libro il cui titolo è A chi convengono gli OGM, di Jacques Testard, che è un biologo internazionale, ha fatto un mucchio di libri, si occupa anche di OGM, e per chi vuole approfondire l'argomento, appunto, suggerisco di leggersi questo libercolino, che è piccolissimo, molto facile lettura. Il titolo è A chi convengono gli OGM, l'autore è Jacques Testard e la casa editrice Lindau. Qual è il problema, brevemente? Allora, questi OGM sono organismi geneticamente modificati, cioè non esistono in natura, ma li facciamo noi spostando, aggiungendo, o togliendo, per lo più aggiungendo qualcosa nel loro DNA. Ci sono due fazioni a questo proposito: coloro che sono contrari a tutti i costi per principio, per lo più sono gli ecologisti, e ci sono quelli che sono a favore a tutti i costi, forse anche qualche volta anche loro per principio, e che sono in genere gli uomini di scienza, o se vogliamo alcuni uomini della cosiddetta sinistra politica. Ci sono delle risposte definitive a questo problema? Probabilmente no, probabilmente non fanno male, però ci sono delle domande che si aspettano delle risposte, e finché queste risposte non arrivano bisogna essere un po' prudenti, no? C'è il principio di precauzione di cui vi avevo parlato l'altra volta. Quali sono i due punti principali che riguardano gli OGM
e una obiezione che viene fatta dall'autore sul tema degli OGM. I punti principali sono: servono, cioè sono utili, ci danno qualcosa in più rispetto ai non OGM. Su questo in effetti c'è un grosso dibattito e ci sono studi che sembrerebbero contestare questo aspetto, che è un po' il campo di battaglia dei produttori di OGM, che dicono questi sono innocui, ma soprattutto producono più cibo di cui noi abbiamo bisogno a minor costo, c'è una maggior resa, quindi a parità di condizioni con gli OGM produciamo di più. Ecco, questo è un punto ancora in discussione. Ci sono studi, appunto, come vi dicevo, che non riescono a dimostrare il vantaggio, i benefici al consumatore sugli OGM, e che dimostrano, per esempio, alcuni studi non dimostrano un maggior rendimento. Citavo l'altra volta uno studio del 2006 della Commissione Europea, e siccome si giustificano gli OGM degli eventuali rischi collegati al loro consumo con un maggior rendimento, il fatto che ci siano degli lavori, degli studi, delle indagini che non dimostrano questo maggior rendimento, questo è ancora un punto. Sulla sicurezza probabilmente verrà fuori che sono sicuri, però anche qui non ci sono dei dati così duri, ci sono ancora delle incertezze, tant'è vero che la Commissione Europea già quest'anno, cioè nel gennaio del 2005, su richiesta di alcuni Stati membri, aveva deliberato che gli Stati possano avere la piena libertà di autoregolamentazione, cioè ogni Stato decide per sé. I pro OGM dicono ma quelli che sono contro i dubbiosi ormai sono molto pochi. In realtà, almeno a livello europeo, quelli che hanno delle perplessità sono tanti. A favore sono per esempio gli inglesi, che però sono cugini degli americani. Contro con delle perplessità ci sono i vari paesi, tra cui l'Italia. Pietro, scusami, ma abbiamo Sara Fumagalli in linea, abbiamo ripristinato il collegamento. Dunque vi lascio alla signora Sara Fumagalli, poi riprendiamo. Ecco, io ti ringrazio tanto, Pietro, come d'accordo quest'oggi, prima appunto l'interessante spiegazione, abbiamo un appello importante, urgente da fare a tutti i nostri ascoltatori per quanto riguarda l'emergenza in Nepal. L'umanitaria Padana Onlus, come di consueto, si è immediatamente attivata col suo progetto in soccorso dei popoli, che è proprio il progetto attraverso il quale noi da tanti anni aiutiamo i popoli colpiti da calamità naturali. L'abbiamo fatto in Sri Lanka con lo tsunami, ad Haiti, ai tempi del grande terremoto che ebbe 320.000 vittime, l'abbiamo fatto anche nelle grandi calamità che hanno colpito il nostro paese. Chiaramente non potevamo rimanere indifferenti anche a questa povera popolazione nepalese che ha subito questo grande terremoto, e di conseguenza ci stiamo muovendo su due fronti. Il primo è quello di individuare gli interventi da finanziare. Naturalmente a noi piace fare le cose fatte bene, e quindi vi renderemo conto poi esattamente come abbiamo sempre fatto con gli altri interventi quando le cose saranno ben definite. Nel frattempo voi sappiate che siamo già al lavoro e che siamo già in contatto. Quello che è importante è che intanto iniziamo subito la raccolta. Il conto corrente postale ha come numero di bollettino 80 17 03 50, lo ripeto, 80 17 03 50.
L'IBAN su cui effettuare il versamento con causale in soccorso dei popoli Nepal è IT 14 W 050 15 229, poi per 10 volte va riportato il numero 0 50 80. Lo ripeto, IT 14 W 050 15 229, il numero 0 scritto per 10 volte e alla fine 50-80. Naturalmente un altro modo attraverso cui, specie in questo periodo a ridosso delle dichiarazioni dei redditi, potete aiutarci a costo zero per voi è il 5 per 1000, che ricordiamo essere non alternativo ma assolutamente fattibile insieme all'8 per 1000 per le confessioni religiose e al 2 per 1000 per i partiti politici. Quindi il 5 per 1000 è quello che è destinato alle associazioni, se voi non lo destinate resta semplicemente allo Stato. Se volete far avere il 5 per 1000 all'umanitaria Padana Onlus, il nostro codice fiscale è 9404 38 00 278, lo ripeto, 9404 38 00 278. Ecco, oltre alla modalità di aiuto finanziario, l'altro modo tipico per aiutarci in queste circostanze è quello della donazione di beni materiali. Ecco, è importante chiarire subito che a questo fine noi non raccogliamo vestiti usati che per la cooperazione internazionale non possono essere spediti. Quindi vi dico i beni che raccogliamo. Innanzitutto diciamo che in una situazione come questa, quindi di emergenza terremoto, gli aiuti più utili sono tende, pale, picconi, piccoli generatori elettrici, taniche per l'acqua, catini, materiali per l'igiene degli ambienti, disinfettanti. Poi coperte, anche teloni cerati, tutto quello che può servire insomma in situazioni di emergenza e calamità. A questo si possono aggiungere naturalmente farmaci basilari a lunga scadenza, calzature pesanti, anche capi d'abbigliamento adatti per l'emergenza ma chiaramente nuovi, anche materiale per l'igiene personale, anche materiali per i bambini, per le scuole, quindi materiali, parliamo di quaderni, cancelleria e così. Insomma, queste sono sicuramente le attrezzature più importanti che ci servono in questo momento. Come mettervi d'accordo per il ritiro o la consegna? Dovete chiamare un numero di telefono che adesso vi do, che è la sede operativa di Cisano Bergamasco dell'Umanitaria Padana Onlus, al numero 035 78 2022, comunicare le vostre disponibilità. Noi abbiamo 2 punti di raccolta, uno a Milano in via Colombi 18 e uno a Bergamo in via Grumello 61. Questi punti di raccolta naturalmente bisogna mettersi d'accordo per quando ci sono le persone ad aprirvi, oppure possiamo col nostro furgone venire a ritirare quando diciamo ci siano le condizioni per poterlo fare convenientemente. Quindi ripeto, il numero di telefono è 035 78 20 22 e qui potete dire le vostre disponibilità per quanto riguarda i beni materiali. Ricordiamo che per i macchinari usati, quindi se aveste dei generatori o dei materiali che possono essere utili in queste circostanze, possono essere anche materiali elettrici, luci, materiali da cantiere e quant'altro, quindi anche caschi, guanti, eccetera.
nuovi usati, ma per i materiali usati, laddove si ha materiali complessi, macchinari, bisogna fare un modulo che accerti che il bene è assolutamente funzionante e utilizzabile. Ecco, quindi ripeto, trovate tutto anche sui nostri spazi Facebook, quindi sulle nostre 2 pagine, Umanitaria Padana Onlus e Umanitaria Padana Forum. Qui abbiamo, su questi nostri spazi abbiamo provveduto a mettere tutte le istruzioni. Ringrazio anche Radio Padania Libera che ci sta aiutando a divulgare queste informazioni, quindi i nostri numeri di conto corrente bancario, il codice per il bollettino postale e anche il codice fiscale per il 5 per 1000. Penso di aver detto tutto. Io vi ringrazio per l'aiuto che come sempre vorrete darci per aiutare il popolo nepalese colpito da questa grave calamità naturale, e salutandolo di cuore ridò la parola a Pietro Veglio. Grazie a tutti. Grazie Sara, tutti noi cerchiamo di fare quello che possiamo per dare una mano a questo popolo, che è un popolo civile, un popolo buono e un popolo purtroppo povero. Torniamo adesso agli OGM, ribadisco 2 concetti che vi avevo già dato, che sono il principio di precauzione e il conflitto di interesse. Il conflitto di interesse è uno dei problemi che riguarda il discorso degli OGM, cioè ci dicono che sono innocui, ci dicono che sono utili, però purtroppo le ricerche fatte a proposito di questi 2 aspetti sono poche e, guarda caso, sono finanziate dalle industrie produttrici degli OGM, cioè il controllato stipendia il controllore. Allora, è chiaro che queste tipo di ricerche, le loro conclusioni magari sono anche vere, ma possono indurre dei sospetti, e qui si sente la necessità di ulteriori ricerche fatte da organismi indipendenti che ci permettano di chiarire ulteriormente il dilemma OGM sì, OGM no. Quindi il problema del conflitto di interesse. E qui questo spiega un po' il titolo del libro, no? A chi convengono gli OGM? In pratica convengono a coloro che li producono sicuramente, agli altri è un dubbio. Secondo concetto, sono 2 concetti che io ripeto ma che sono molto importanti a prescindere dal tema specifico. Uno è, abbiamo detto, il conflitto di interesse che vale per gli alimenti, vale per i farmaci, vale per la politica, vale per l'industria, vale per tante cose. Secondo, il principio di precauzione. Come vi ho detto l'altra volta, lo ripeto perché secondo me questi concetti sono fondamentali. Il principio di precauzione implica di prendere delle misure protettive contro rischi, quindi misure di protezione, le più varie, contro rischi potenziali di danni all'ambiente, agli animali, alle piante, alle persone, rischi che non possono essere esclusi al momento con certezza, cioè un fare un qualche cosa, un mangiare qualche cibo, il coltivare gli OGM, l'usare l'amianto, oppure usare un farmaco, come dicevo l'altra volta, il piombo come antidetonante nella benzina, potrebbe darci dei problemi. Bene, se noi non sappiamo se ce li dà e quali sono, allora per principio di precauzione cerchiamo di valutare meglio, studiare meglio le caratteristiche di queste cose che potenzialmente possono essere dannose, verificare se lo sono o non lo sono, se lo sono verificare se si possono questi pericoli eliminare o se invece bisogna eliminare quel prodotto, quel fatto. Chiuso la parentesi e per gli ultimi 2 o 3 minuti vi parlo del problema del mondo, cioè il problema dell'Expo 2015 che viene inaugurato domani e che, come sapete tutti quanti, è nutrire il pianeta. Qui il problema, io ve ne ho già parlato un mucchio di altre volte, ma è effettivamente un problema che magari noi non viviamo quotidianamente
e per cui uno si chiede ma perché ci continuano, il dottor Veglio ci continua a parlare di queste cose, abbiamo altri problemi, la disoccupazione, il mutuo della casa, i figli che non trovano lavoro, le malattie eccetera, ma in realtà il pianeta in cui noi viviamo è quello che ci fa vivere, non perché ci viviamo, ma perché ci dà la vita, perché ci permette di vivere. Questo pianeta è limitato, ha delle caratteristiche, anche lui ha delle sue debolezze, anche se è molto più forte di quello che noi pensiamo. Ma noi siamo così poco attenti, poco attenti, anche poco intelligenti, che ci facciamo di tutto per distruggerlo. È un pianeta limitato, la popolazione nel mondo continua a crescere e quindi capite che si sta creando qualche dicotomia. Energia, acqua e cibo sono i fattori principali che servono per la sopravvivenza del pianeta e quindi per la sopravvivenza di noi, esseri umani, animali, piante, pesci che viviamo nel pianeta e come vi dicevo il pianeta è limitato, noi continuiamo a crescere. Qui c'è qualcosa che non quadra e forse bisogna valutare se bisogna prendere dei provvedimenti. Un articolo pubblicato sulle Scienze dell'aprile del 2015, un bellissimo articolo secondo me, appunto intitolato Energia, acqua e cibo, un puzzle per il pianeta, affronta questo problema dicendo la situazione è questa, andando avanti come stiamo andando avanti adesso, noi distruggeremo il nostro pianeta. Ci sono delle cose che possiamo fare, sì, e le elenca, ma direi che la parte principale delle cose che elenca, adesso non faccio in tempo a dirle, i provvedimenti, ma sono provvedimenti tutto sommato che tutti conoscono, solo che non mettiamo in pratica e qualcuno invece è abbastanza rivoluzionario. Direi che c'è un libro di cui io ho già parlato in dettaglio, che secondo me è bellissimo, che è intitolato L'acqua che mangiamo, cos'è l'acqua virtuale e come la consumiamo, quindi l'acqua che mangiamo, edizioni Ambiente, gli autori sono due ricercatrici italiane che lavorano a Londra, che sono Marta Antonelli e Francesca Greco. Lì ne avevo già parlato, vi faccio un esempio, un chilo di caffè tostato ha bisogno di 18.900 litri d'acqua, un chilo di carne di manzo vuole 15.400 litri d'acqua, cioè per ottenerlo. Quindi vedete che, mentre invece, non so, un chilo di mais vuole 1.220 litri d'acqua, un chilo di mele 822 litri d'acqua, quindi ci sono dei cibi che sono molto validi e che consumano meno acqua e dei cibi che ne consumano tanta. Allora, siccome l'acqua è un problema perché ci manca, forse orientare la nostra alimentazione, le nostre coltivazioni verso quegli alimenti che sono bassi consumatori d'acqua potrebbe essere una cosa intelligente. In questo articolo, di cui vi parlerò la prossima volta, vi accenno a un tema, a un problema che è estremamente, una soluzione che è estremamente interessante, che sono le cosiddette fattorie urbane o fattorie verticali, cioè sono dei grattacieli di vetro dentro le città come New York, Milano, Roma, che sono a livelli, sono fatti a livelli, e ogni livello è un campo di coltivazione. Ebbene, qual è il vantaggio di questo sistema? Intanto il chilometro zero. Il cibo viene prodotto dove viene consumato. Non è che stiamo a far fare migliaia di chilometri all'insalata fresca o alle fragole perché qui non vengono prodotte. Le produciamo al centro della città e le consumiamo noi abitanti della città. Questo sistema ha anche altri vantaggi di cui le parlerò la prossima volta, ma ci permette di salvaguardare l'ambiente. Bene, la prossima volta, come dicevo, vi parlerò ancora di questo problema estremamente interessante. Il problema importante, l'articolo interessante perché, come dicevo, elenca delle soluzioni, dà dei suggerimenti. Adesso sta a noi cercare di metterli in atto o comunque essere coinvolti direttamente noi cittadini su questo problema, perché non è lontano.
futuro, perché è il presente. Bene, vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione, ricordatevi del Nepal, buona giornata a tutti e grazie a Radio Padania come sempre che ci dà queste grandi opportunità. Avete ascoltato Umanitaria Padana. As I look into your eyes, I see the sunrise. The light behind your face helps me